La diocesi di Chiavari torna a ospitare il raduno regionale delle confraternite della regione ecclesiastica ligure. Nel 2014 l'evento era stato a Sestri Levante, dove si erano incontrati i rappresentanti delle diverse realtà confraternali delle 7 diocesi della Liguria. Il 17 maggio 2026 per la prima volta sarà Rapallo ad accogliere i diversi gruppi con i loro crocifissi. Siamo particolarmente contenti come Priorato Diocesano delle Confraternite di poter ospitare il 66esimo raduno regionale delle Confraternite Liguri a Rapallo. Rapallo non ha mai ospitato questo tipo di evento, quindi è la prima volta e siamo contenti di farlo in una città che, oltre ad avere una forte devozione mariana a Nostra Signora di Montallegro, ha anche tante importanti confraternite che da tanti anni, anzi forse da tanti secoli, sono molto attive e vive all'interno della città. Non ci sono ancora numeri certi relativamente alla partecipazione, anche se si conta possano arrivare nel Tigullio un centinaio di confraternite ed un numero altrettanto significativo di crocifissi che saranno portati processionalmente lungo le vie della città. Il programma di massima, stilato con il supporto dell'amministrazione comunale rapallese, prevede l'arrivo dei partecipanti attorno alle 7 di domenica 17 maggio in Piazza delle Nazioni, dove alle 9:30 il vescovo di Chiavari presiederà la Santa Messa prima della solenne processione che dalla piazza raggiungerà Corso Assereto, Lungomare Vittorio Veneto, Corso Matteotti e Corso Italia. Questa giornata vuole essere un momento di incontro e di condivisione. Ciascuno di noi, sia all'interno delle proprie realtà, all'interno delle proprie diocesi, porta avanti un proprio cammino che a volte rischia di essere forse un po' slegato rispetto a quello delle altre realtà. Questa giornata vuole essere appunto un segno di incontro, di condivisione, perché il cammino che ciascuno di noi porta avanti durante l'anno possa trovare in questa giornata un momento nel quale appunto trovare dei segni di condivisione sotto la croce, attraverso la preghiera e attraverso anche semplicemente lo stare insieme.